Hold up. Senz'altro Show! Buonasera a tutti! Ciao! Ci siamo! Benvenuti! Benvenuti a Senz'altro Show. Noi diciamo subito, queste puntate le vogliamo dedicare a voi che avete voglia di ridere. Magari ridere, piansar da ridere. Bravo! Ma anche, lo dedichiamo anche a chi ride pano piansar. Bravissimo, Gaetano. Bravo. Benvenuti a Senz'altro Show, una puntata questa un po' diversa dalle precedenti perché ci saranno delle novità, ve lo diciamo subito. Siamo qui in diretta dagli studi del Senz'altro Show dove si giocherà anche questa settimana perché si potrà interagire con noi, poi naturalmente quando apriremo le linee telefoniche ve lo diremo, si potrà interagire con noi e vincere un ambito premio che è quello di essere inseriti lì nel muro del riso dove potete vedere la nostra Martina, la prima vincitrice del primo gioco del Senz'altro. L'unica vincitrice. È unica perché siamo alla terza puntata. La settimana scorsa, anzi la settimana l'altra, non ha vinto nessuno. No. Vi diciamo che l'oggetto misterioso era un iPod, era dentro la valigetta misteriosa. Questa settimana però, grande novità, si cambia gioco. E quindi non posso dirvi di più. No, Solo una cosa tecnica, se volete giocare con noi, adesso arriverà il numero in sovraimpressione, non chiamate subito, chiamate più tardi, ma assicuratevi quando chiamate di poter vedere anche contemporaneamente la diretta, perché oltre a parlare con noi dovrete anche vedere, visualizzare la diretta. Bravo Pippo. Tante novità questa sera. Dovrei passare anche all'assessore Ciano Contin più tardi. Oggi sapete che è un giorno un po' strano anche per l'assessore Ciano Contin. Sì, è un attimo impegnato. E che sarà una nuova rubrica anche oggi, una nuova rubrica con un personaggio che avete molto acclamato. Tutti ce l'hanno richiesto più volte. Ce l'hanno richiesta. Richiesta. Quindi è una lei. È una lei. Oddio, sì dai, è una lei. Diciamo così. È una lei. Non svegliamo molto, No, che riguarderà però il mondo della scuola. La DAD in particolare. Spieghiamo che cos'è la DAD perché Allora, non vai, tutti Gaia. hanno figli. DAD. Tecnicamente la DAD è didattica a distanza, poi nella pratica è tuo figlio che te c'ava internet per stare davanti al computer a far finta di studiare, mentre tu che devi lavorare non puoi lavorare, tu che dovresti lavorare per garantirgli un'istruzione, e invece mentre io studia, femo finta che studia, ecco mi non posso guardarmi puttanai su YouTube, cioè te pare possibile? Scusa. Ma non te dovevi lavorare? Stiamo usando paroloni adesso lavorare, chi sei che Fa parte del nostro lavoro da comico Esatto. guardare puttanate su YouTube. Tutto il giorno, tutto il E giorno. tuo figlio te c'aveva la connessione. Sì, mi c'era la connessione, ma non è solo quello. Tra l'altro io l'ho vista, la DAD, non so se avete avuto No, occasione non di ho vedere mai una visto. lezione in DAD. C'è un caos perché la connessione è salta e poi ci sono un sacco di interruzioni. Ci sono più interruzioni su una lezione della DAD che in una partita che si è piena de VAR. Dai, presente, ormai una partita si è tutta quanta VAR. Cioè, ti dici che è prof usa e a VAR Certo, anche è prof. ho visto la prof che diceva confermo 4. Fatto fiore tra l'altro. Ovviamente Bellissimo. sì, Posso fare una parentesi personale in questo inizio di trasmissione? Prima di iniziare veramente la trasmissione, siccome prima di uscire di casa mia figlia mi ha detto papà, questa sera ci saluti in televisione. Che bello. E ora, bello. se lei ordina, mi risponde. si squaglia Allora, lui. scusate la parentesi personale, ma la devo fare. Ciao Cecilia e ciao Mario, ci vediamo tra poco, Beh, vabbè, ora anche a me saluto Veronica. Ciao amore, ciao Veronica. Però a parte che dei bello. papà, insomma, ci Bello avere i bambini piccoli, no? Perché i te cocco, i teneri, morbidosi. I nostri sono piccoli, Piccoli. Lui te c'ava internet come il mio invece 16 anni li fa lunedì. Ciao Filippo. Dai. Ciao Filippo. Ciao Dal Filippo, nome però. Filippo, tra l'altro. Sì, Complimenti. scusa, però- Che in antico greco significa ciavatore di internet. I greci, gli antichi greci che Mica aveva ancora tecnologia, ma sai sapeva. Comunque, È guys, bello essere papà. perché hai fatto una gran figura di papà, No, ma no, figura Filippo poi sa che per me veramente è tutto, ma non so, io posso dire che da papà mi piacerebbe poi risperimentare i bambini più piccoli, averne un'altra, insomma, io poi una femmina. Una bambina, sì, ti una bambina piace? mi piacerebbe Ma questa è una notizia, perché No, no, che se numerose le ragazze interessate a questa cosa, quindi scrivete, Esatto. scrivete. Scrivete. Guy riceve dai 150 ai 1600 messaggi Ma al non è giorno. Ah, no, pensavo euro. Che fosse... magari. Ah, no, ma potremmo dai, fare il adesso- gigolo. Potrissimo fare un business con questa roba. dai. Sentite, Scriveteci. In privato. Quanto in femo? privato. 3.000 Ma che euro te va ma bene? cose- ma manca diese, va bene lo stesso. Solo per andare a cena, Certo, certamente sì, ma però poi- te paghi te.
No, purché poi, insomma, voglio dire, si assecondi anche il mio desiderio, insomma, di paternità, perché comunque essere... addirittura. Magari no subito, ma in generale... Cioè, non a cena proprio. Possiamo andare oltre questo discorso? Cioè, io in realtà vorrei, dicevo, una seconda figlia, anche perché mi piacerebbe tantissimo essere un po' più audace con il nome, nomi? perché Filippo... Bel bello, nome. bel nome. Sì, bello. Filippo, Mario, Cecilia, Veronica, comunque sono nomi molto belli, però sono nomi comunque semplici, se mi passate questo termine, bellissimi. Io vorrei osare un po' di più, andare più sul glam. Tipo ad esempio, cos'è? Chanel Totti, è presente? Cioè, te siamo lì sotto fiore, Chanel Totti. No, Chanel Totti. Cioè, Chanel Ruoco Guadagno. Sì, Modaiolo, sì, Modaiolo. Nathan Falco, ragazzi. Nathan Falco, sì. Briatore. Oppure Blu Gerusalemme. Luca Vacchi, che è il mio socio ufficiale, insomma. Effettivamente. Tante robe in comune, tranne l'estratto conto. Praticamente sì. Ma quindi siete una bambina come Zamito a fine? Allora, io sono appassionato di Woody Allen, mi piacerebbe una roba semplice tipo la rosa purpurea del Cairo, una roba così. Come nome? Sì, sarebbe la rosa purpurea del Cairo, Ruoco Guadagno. Anche voi 3 tessere per fare il codice fiscale, come fate, cioè? Cioè, questa se va a firmare il mutuo ora che finisse di firmare i documenti a casa paga a metà rate? Può essere. Vabbè. Comunque, allora basta con questa parentesi personale perché è il momento di iniziare. Anche Catafalco come nome. Beh, Catafalco è un nome molto glam, complimenti. Carla ci scrive: bravissimi, speriamo di vedervi presto dal vivo. Secondo me era un messaggio pagaetano. Esatto. Questo... Bene, allora io però direi che finché leggiamo i vostri messaggi Facebook ci colleghiamo con una cosa particolare che è il nostro media partner. Sapete, lo diciamo sempre, che il successo di una trasmissione dipende da questi commenti che state scrivendo su Facebook, da quelli che scriverete su YouTube, perché domani la puntata verrà caricata su YouTube, ma anche dalle radio che parlano di noi. E noi ne abbiamo una particolare, andiamo in diretta a sentire cosa ci dice Radio Piazza Fero. Let's go. This is your radio, your station. Ma colpa te! E questi erano i Maneschi con il loro aggressivo brano sull'inquinamento dal titolo Cinquina. Brano sull'educazione ambientale ma anche sull'educazione in generale, perché come dice il ritornello della canzone stessa, ai moltoni che inquina che Dariana cinquina. Questo e tanti altri brani li potete scaricare sul nostro Spotify. Ma sentiamo se abbiamo un ascoltatore in linea. Oi fenomeno! Ciao Coco, da dove chiami? Secondo te? Carpenedo Bisuola. Acqua. Via Piave. Acqua. Corso del Popolo. Acqua. Ascolta amore, ti mio disio, ciamo l'idraulico. Grandissimo. Di me tutto amore. Allora non riesco a trovare una ragazza e di questi tempi è ancora più difficile. Capisco, ascolta una tua amica? Tutte fuori dal comune. E una collega del lavoro? Amore, so casa in smart working, con chi vado qua stampante? Guarda, l'unica sarebbe la signora del terzo piano, ma è più grande di me. Amore, perfetto, sei una MILF, sei una donna perfetta. Ti dici? Ciao Coco, guarda, i MILF sono donne eccezionali che però vanno conquistate, mi raccomando, per cui usa la fantasia, usa ad esempio frasi romantiche del tipo, sai, la mia prima ragazza l'ho incontrata in un parco giochi e abbiamo giocato, la mia seconda ragazza l'ho incontrata in una pista da ballo e abbiamo ballato, mieti se incontriamo sempre sua tromba desca vediti. Grazie Coco, messaggio ricevuto. Figurati, grazie a te e a tutti i radioascoltatori di Radio Piazza Fero. Grazie al nostro Vianello da Mestre. Interessante a tecnica. Secondo me usa anche a Gaetano questa qua. Secondo me perché stanno scrivendo tante che si sono offerte, hanno che offerte? Ma cosa? No, e Sega è veramente innamorata di Gaetano. C'è qualche che prova Posso dire che ho segnato il messaggio di Paolo: o sei ricco o sei ruoco. Secondo me questo è un messaggio, dopo te lo mostro. Comunque, insomma, siamo quasi arrivati alle prime vostre telefonate, quasi arrivati al momento del gioco, che però non ho ancora capito in cosa consiste. Perché è una sorpresa, Marco. Tu non lo sai, ma il gioco di questa sera è stato ideato, concepito proprio dal nostro media partner, che è qui live con noi, Vianello da Mestre. Grande! Ciao Cochi, ciao amore, ciao Coco. Come sei? Grandissimo! Ciao anche a te.
Viene da Cocchi. Mestre il nostro media partner Radio Piazzaferro qui presente per portarci una sorpresa. Radio Piazzaferro, One Piazza, One Ponte. Esatto. Ricordiamolo. Scusi Vianeo, ma lei era in diretta e viene qua subito dopo, quindi cioè, in tempo reale per veramente la trasmissione. Ti conosci? Sì, è Marco del Sì. nostro trio comico. Marco e Pippo, Certo. Marco, Pippo, trio. Sì, però amore, con manco arroganza, d'accordo? Ti ho messo a mandosso. E ora ti dà una calmata, amore. So, Che abbiamo mai mangiato 3 mesi insieme. No, no, e ora cosa sei tutta sta confidenza? No, ma Ti pensi di farmi paura con quel fisico da lanciatore coreano, amore? No, così Vianeo. Guardi, Ma va bene. arroganza incredibile. Forse lei è venuto qui per introdurci al gioco, Ma no? lei chi, amore? So un uomo. Lei chi? So un uomo. Lui, si dice lui. Osserva bene prima di parlare. magari. Lui Vianeo è venuto qui per introdurci un gioco o sbaglio? Posso darti del tu? Allora, Vianeo. Allora, mi ti va chiedo veramente, scusa, nome- ma c'è una questione di intelligenza. Intelligenza, No, te capito? gara, no. Amore, ti il serveo in multiproprietà e oggi del turno è staltro. Non so. Non credo. Comunque, Allora, siamo Vianeo- qua per presentare il gioco nuovissimo offerto dal nostro media partner che è Radio Piazzaferro, One Piazza, One Ponte. Esatto, come è stato ispirato per ideare questo gioco? Ma allora, noi praticamente ci siamo ispirati subito perché abbiamo un rapporto con questo smartphone. Un po' così, un più po' che con conflittuale. smartphone in generale, no? Sì, col telefonino praticamente, Sì. come si dice? Telefonino, come ti dici? No, smartphone andava bene. Mamma moderno, mia, più- che tacchente che sei sì, sto qua, il suo smartphone, modo, ti sei tende- pratico del smartphone, ti. Sì. E ora ti fa una roba, ti fa un selfie, ti stampi a foto, ti che spui sopra, puh! Perché? Ma scusa, ma mi pare esagerata sta roba. Sei un po' esagerato. sì. ti dici. E puoi spuare direttamente sul telefono. che- Dai, oh, ma Pippo, ma ora no, se mettiamo in do. risparmiamo carta, ricordiamoci, risparmiamo carta. Allora dicevo, se avete questo utilizzo costante dello smartphone, utilizzerete quel programma, si chiama WhatsApp. Certo, come no, Presente? come no. Su WhatsApp, amico scritto, siccome proprio uno mi scrive sempre, mi dà fastidio che la gente mi scriva, amico scritto subito sul profilo WhatsApp, no vocali, grazie, no mamma mia. vocali. Concordo. Poco anche ha scritto poche consonanti. No vocali, poche consonanti. Si fa la roba, non sa me proprio scrivere. E come si fa a parlare con te ora su E mi WhatsApp? scrive e faccette gli emoji, no? Gli emoji. Le emoticons, beh scusa, per chi non si conosce cosa sono quelle faccine sorridenti, con tutte insomma varie faccine che ci sono su WhatsApp, no? Perché magari non tutti a casa sanno cosa sono le emoji. Ma magari la gente non sa. La gente non fastidioso. sa. Senti, ora mi casca anche il cappello, mi casca. Guarda, tasi, amore, tasi. Puntualizzavo. Quindi con questi emoji Esatto. cosa succede? Allora noi abbiamo preso questa esperienza nostra delle emoji e abbiamo unito, abbiamo pensato anche che ci sono tantissimi proverbi veneti sì. che si possono anche in qualche modo immischiare, no? con l'esperienza di WhatsApp e con questi emoji. E allora abbiamo pensato di unire la tradizione veneto-mestrina con le emoji dei proverbi veneti, Sì. con le emoji per trasformarlo nel gioco Titamoji. Che è Tita Con manco Moji? aggressività, però diciamo Sì, poco aggressivo. Io però d'accordo? non ho capito molto. Possiamo fare degli esempi per vedere? Certamente, facciamo un esempio. Allora, facciamo vedere dalla regia cortesemente un esempio di Titamoji. Questo è un Titamoji molto semplice. Ti vuoi provare? Cioè, che Sì, ti dici, prova. questo è un modo di dire veneto. Certo, vuoi provare? Tipo prova, dai, prova tu, come ti chiami qua? Marco, bravo, dai, prova tu. Tipo Vedi cosa sia? Prima- lacrima, donna piatto. Mamma mia, Lacrima, donna piatto. Ma pare un cosa proverbio. ma te fa un proverbio? Lacrima, donna piatto, te fa Allora. una roba. Che il primo è uno che Sorridi. ride, bravo, ridi. Ma Ridi, qua- ridi. Ridi e La signorina è pronto. Ma che proverbio sei? Ridi la E ora, signorina. cioè, è pronta. veramente, a me non so, veramente, ma ascolta, ma se è una questione di intelligenza, ma se vieni gli alieni in cerca di vita intelligente, ti trovati, vogliamo deluderli, cioè, lo so. E fa Posso cazzare. rivedere un attimo? Ridi, quella se una femmina, sì, ma se anche a mamma magari. Ridi che mamma che ha fatto i gnocchi. Oh, bravo, bello! ridi che mamma ha fatto i gnocchi. Ma quindi il gioco come funziona? Funziona che ti praticamente leggi gli emoji, Vedi gli titamoji, e devi provare a pensare a un proverbio veneto che
ti ricorda proprio quei titamoji. Però no? scusa, allora Vianello, posso dire una cosa: chi vuole chiamarci al telefono, ecco perché deve avere la possibilità di vedere lo schermo, altrimenti bravo. non riesce a giocare. Sì, bravo. sì. Oh, ma voglio fare una cammina a prova. Certamente, Dai, guarda, dai, proviamo. dai. Allora, guarda, Allora. questo qui è più facile. Allora, più facile questo. posate. No, quasi. Ci sei Eh, vicino. mangiare. Bravissimo, I brava. popcorn No, al cinema. no. Mangiare un'ombra. No, Al cinema. L'ultima è un'ombra. No, c'è più, guarda la parte sola, c'è più una te. una testa. Bravo, quindi mangiare. Mangiare i risi in testa. Bravissimo, Yeah, bravissimo. Vedi che che è so, semplice, che è so. semplicissimo. Alla fine uno si abitua, è semplicissimo. Bello, Guarda, bello, ne ho uno fatto apposta per lui. Allora, vai. facciamo così: facciamo l'ultimo esempio. Ultimo esempio, E così ultimo poi esempio. cominciamo a giocare Cioè. con le persone a casa. Quindi potete Vai. già cominciare a prenotarvi. Ecco, una cosa importante: non vale indovinare su WhatsApp, perché no. è dedicato nel muro del riso metteremo chi chiama al telefono, non chi indovina su WhatsApp, su Facebook. Bravo. Bellissima precisazione. Pippo, grazie. sei veramente un Complimenti, È fenomeno. messo vai. in cartanfia, però. Sì, però perché amore, capito. dico, mamma mia, ma stammi di stanza. vedi? Ma dove devo andare? Che qua vado a st'altra stanza de amore, non so, cioè guarda, tu un fiato di carta da regalo, ti metti lì, ti fa un pacchettino di fatti tui, d'accordo? Guarda che roba, sei veramente arrogante. Possiamo andare sì. con l'immagine? Certamente, vai. Questa qui. Questa so. Questa è proprio per te. Teiera. No, quasi. Teiera -1 Foghi. Acqua. Quasi, te, va bene, te. Te. -1 saria? Manca. Manca? Te manca un boio. Perfetto, vedi che sei a Boia, sua, vedi che a giusto, volte giusto, ti manca un boio. Non era facile questa. No, questa però. non era Manca un facile. boio, manca un boio. Ma Beh, d'altronde, come dico sempre, non sei che il piccione cammina così perché piace Michael Jackson, d'accordo? Vabbè, Quindi è abbastanza. scusi, Vianello, certo. posso prendere il governo della trasmissione, mia trasmissione, non sua trasmissione? Sa tutto Lei, io. ho Sa capito. tutto io. media Anche partner. sei bravo, sei intelligente, sei bello. Adesso siamo specchio delle mie brame. Chi è il più bello del reame? Guarda, Vianello, il più bello non so, ma il più rompibai ti ho davanti. Ma ecco qua. perché, Allora, poveretto? Allora, facciamo così, andiamo subito con le telefonate e vediamo chi abbiamo in linea, vediamo chi sta giocando con noi questa sera. Il primo ascoltatore della serata. Chi sei? Ci sei? Pronto? Pronto? Sì, ciao. Sì, ciao, sono Silvia, Ciao Silvia, da dove chiami? da San Martino di Lupri. San Martino di Lupari, bene, quindi Ciao. siamo in provincia di Padova. Bene. Esatto. Cosa fai di bello nella vita, Silvia? Lavoro in un ufficio. Ti piace o no? Sì, certo. Ma sì, no, Ti perché piace l'ufficio o lavoro? No, beh, complimenti per l'entusiasmo perché veramente me piace, sì, dai, lavoro in ufficio. Dai. Però non sta a fare l'arrogante no, con no, Silvia. no, Silvia, per tu carità. guarda noi, non guardare Vianeo. Ma possiamo chiederti quanti anni hai? No? Ok, Sì. perfetto. Possiamo chiederti se Grande. sei sposata? Sì, sono sposata. Ecco, Ascolta, ok. posso E ho un chiederti? figlio anche. Dimmi. Ha un figlio? No, sì, anch'io in dad. Adesso capisco perché non ti eri entusiasta proprio. Ma tu lavori da casa oppure vai a lavorare In ufficio. oppure No, in no, ufficio? vado a lavorare. Ah, ok, se fai parte di quelle fortunate, no? Perché se quelli che lavorano a Esatto. casa sei un casino. Bene, allora Silvio, io direi di cominciare a giocare. Adesso noi ti proiettiamo l'immagine, tu puoi vedere le immagini, giusto? In realtà mi siete bloccati in questo momento. Benissimo, Ok, La vedo benissimo. in Muoviamo differita. ora. Vedremo Adesso, poi intanto allora facciamo andare l'immagine così intanto la vediamo. Tu dici E- quando la vedi, casomai. Ascolta, dico una cosa a tutti quelli che ci guardano su Facebook, a volte dipende dalla vostra connessione. Ok, vedi l'immagine Silvia adesso? No, Benissimo, Ok, mi vedo in allora, differita. Allora, guarda, intanto sì, finché sì, non sì, vedi aspetta, l'immagine, aspetta. ti faccio una Eccola domanda. qua, l'ha vista, Sì, dimmi. perfetto, l'hai vai. vista? Vai, fai una domanda intanto Vianea, dai. No, beh, se l'ha vista è perfetta, vai, Va vai. bene. Allora, se l'hai vista, hai 30 secondi per buttarti e dirci qual è il proverbio veneto, il modo di dire veneto rappresentato da queste emoji. Via. Vai a tentativi, prova, chiedici. Vedi, c'è ad esempio la prima. Un cosa c'è? sacco? Bravissima, Un sacco. decossa. Descay. Brava. Poi che sì, dopo, quello dopo, pensa a Marco. Che pensa Marco? Adesso sti capelli. Cos'è una tomba? No, cos'è? Sì, quasi, quindi. Cosa che devo pensare a me? Scusa, non mi ha capito. Quindi, hai 5, 4, 6. Paura? Skay? Paura? No. Stop, peccato. Guarda. Vediamo l'ultimo No, tentativo. aspetta, devi Magari- ancora dirlo. Prova a Dai. dirlo. Skay? No. Skay? Paura? Ok.
Ok, Silvia, non Dai, hai no, indovinato. non ci Ci siamo. spiace, come senti dalla musichetta, non hai indovinato. morire. Ok, era morte, tomba, morte. No. Vabbè, ci spiace, vabbè. Silvia, sarà per la prossima. Grazie per aver Sì, giocato va con noi. bene. Ciao. Grazie, Ciao. Silvia, ciao, Coca, ciao, ciao. Coca. Abbiamo già qualcun altro? Abbiamo già qualcun altro. Telefonate, centralino bollente. Chi c'è in linea? Ciao, sono Gloria. Ciao Gloria. Abbiamo una sigla per Gloria. 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 Hai visto? Manchi tu nell'aria. Gloria. Gloria, da dove sei con questa R? Allora, abito a Codiverno, Vigonza. Sì, certo, Siete conosciamo. venuti anche? Sì, Siete sì, sì. venuti? Certo, ricordiamo una bella anche la Codiverno. festa di Codiverno, gran Ascolta. bel palco, tanta gente. Ascolta, fermo presto che vuole andare a nave de vero, che messera a nave de vero, dai, per piacere. Vuoi parlare? Perché fare Scusa qua, pubblicità Gloria. di robe che non ne paga, tra l'altro? Dimmi. Allora, ricordami il nome. Scusa, Gloria. Uno che nega, l'hai detto Gloria. 7 volte. Gloria, tu cosa stai facendo in questo momento? Al di Allora, là- io sono qui a casa insieme al mio fidanzato e mia mamma. Siete grandi, ragazzi! Ah, questo era il tuo fidanzato. Questo. Scusa, perché tua mamma si sente meglio di te? Gloria, allora aspetta, contieni la Dimmi. seda la mamma e Sì. cominciamo a giocare con il gioco. dai. Hai già visto l'immagine, giusto? Sì, è sempre Sì. la stessa. Allora, ricordiamoci, il primo è un sacchetto, abbiamo detto. Via col tempo. Cos'è il primo? Allora, gli skei. Brava. Cosa ha fatto qui Sky? Poi allora, skei. Quindi con i skate se. Tomba. In skei. È un modo se- di dire veneto, eh? Con i skate se. Ti usi per... se compra. Ma no. qua- Certo, certo. qui dunque, si compra dunque. Se guarda, Stop, buttati Gloria. Da dove se la buttare? No, nel senso metaforico. Vai Gloria, buttati. Skei non si porta in tomba. Gli Sky non si no, porta in tomba. Ti sei avvicinata ma non è questa. Non è questa. no. Grazie Gloria, saluti alla mamma. Ciao Gloria. Ciao Gloria. Ciao, Come che dice... siete grandiosi. Grazie mamma. Grazie mamma. Ciao Coca. Ciao, bellezza, Abbiamo già ciao. un'altra telefonata, Vianè. Sentiamo. Hai visto qua il centralino come va? Mamma mia, sto qua si tacchente, mi dà fastidio. Tua mamma ti dava da piccolo. No, mia mamma non mi ha mai picchiato. Vuoi che recuperiamo il tempo perduto? No, sta buono. Pronto? Chi sei? Pronto? Sei in linea? Pronto? Sì? Ciao. Ciao. Chi sei? Michela. Ciao Michela. Michela, ciao. Michela, sei sposata? Subito così. Perdiamo tempo. Convivo. Convivo, ok. Hai anche animali in casa, tipo hai cani, hai un cane? Certo, una bellissima Cavalier King. Che bello, bello. Perché leggevo l'altro giorno, no, in radio, leggevo che ad esempio il miglior amico dell'uomo è il cane. Ma tu certo. sai che il miglior amico del cane? Chi sei? L'oca. Ah sì? Ti ha capito, stronzo? Cioè, amici e poi invece a fine si va via con l'oca. Incredibile, guarda, veramente. Dove ho letto sta notizia? Cioè, posso dire che te perdi tempo a leggere queste notizie che non ha nessun valore nella società. Siccome con un cane anche a me mi dava fastidio. Io nel frattempo torniamo. Mi sono perso il nome, scusami. Ripetimi. Michela. La Michela. C'è presente? Perché quando uno ti dice il nome, in testa tua ti senti. E te smetti, no? Sì, ma il problema Michela. è la testa tua, amore. No, ma il problema è assolutamente la Volevo testa dirlo. mia. Da dove È il ci mio stesso chiami? problema. Sì. Da dove ci sei, chiami? Michela? Da Vicenza. Da Vicenza. vai. Vicenza o Vicenza provincia? Perché ci piace sapere il paese. Vicenza Centro. Vicenza Centro, Vicenza bene, allora, Centro. bene, allora, bellissima città, bellissima voce e Certo. andiamo al Grazie. gioco. Non so se hai già indovinato, però via i 30 secondi e vai a capire che cosa dice questo proverbio o modo di dire veneto. Mi butto. Vai. Pagare e morire si fa sempre in tempo. Complimenti.
Grande Michela! Brava! Allora abbiamo la nuova vincitrice che farà dunque compagnia alla nostra Martina. Esatto. Bravissima, Bravissima. Complimenti. Evviva! Sei la prima vincitrice. Mandaci la foto, mi raccomando, così ti appiccichiamo lì al muro vicino all'altra Assolutamente. vincitrice. Regia, Che bello. segnatevi il Va numero bene. e poi ti ricontatteremo. Grazie per aver giocato con noi e un saluto a tutti gli amici di Vicenza. Ciao! Ciao! Ciao ragazzi, grazie, ciao. A te, ciao! Ciao, salutami il cane. Ciao. Che intanto usa il telefono a chattare con Loca. Che ti dipesi che sei tuo amico, Ma amore. invece mi lesevo Sì. che sei dei razze dei cani che ha un po' un problema Allora, io col gioco d'azzardo. Sì, allora ci sono gli animali che piace tanto giocare, questo si sapeva, ma c'è gente che gioca anche con questo si sapeva. Sì, si sapeva, sono giocherelloni, no, si certo. sa, ma ad esempio mica avevo un cane una volta che giocava tanto con slot machine. Che razza viene? È un videococker credibile. Vabbè, allora io direi che oltre ai problemi di Vianeo andiamo a vedere i problemi della nostra coppia, la coppia più famosa del web che è sempre in crisi e anche questa settimana. Regia, lancio di Duilio e Ines. Duilio, Ines, io ciò che comprendo dalla vostra anamnesi di coppia è che ciò che crea più problematiche sono i continui rimbrotti, offese malcelate che creano asti. Me non sono mai stato a Asti, dottore, sono stato una volta a Torino, va bene lo stesso oppure è un problema? Io ti ho visto tante volte, ti nel dubbio, tasi, se no uno non solo pensa che sei ignorante, ma quando ti sente parlare dice è ignorante e insulso. Vedete qual è il problema? È esattamente questo. Continuate a rimbrottarvi tra voi, ma lasciamo stare, guardi, oggi vi voglio insegnare una tecnica per utilizzare la vostra rabbia in maniera costruttiva, sfogarla ma senza ferire l'altra persona. Davvero? È una tecnica molto semplice. Allora, si tratta di inventare una frase in codice, in codice. per sfogare la rabbia. Tipo, non so, brutto monacopate. No, Non fare tanto in codice, mi siamo un po' troppo domanda. diretta, un po' troppo diretta. Riproviamone un altro, lo so. Quando che mori, o caro, che ti fanno l'autopsia per scoprire finalmente che nel DNA tu non hai i geni, hai EBT. Non mi pare tanto però in codice. Ed è anche questa. Facciamo così. Allora, Duilio, mi hai fatto tanto arrabbiare, sardine nello stagno. Capito? Dice sardine nello stagno. Al posto di offenderlo dico sardine nello stagno. Molto bene. Però molto scusa bene. dottore, Sì. le sardine vivono in mare, non vivono nello stagno, nell'acqua dolce morono? Su questo ha ragione. Non sa niente di Sì, questo. va bene, cambiamo Duilio. Allora, Duilio mi hai fatto tanto arrabbiare, sardine nell'acquario. Di acqua salata. Sì, ovvio, sì, certo che sì. Posso provare? Certo, siamo qui apposta. Duilio, quando che vai in bagno e non tiri l'acqua e tieni la finestra serrata, vai in... No. Sardine Sardine nell'acquario. nell'acquario. Bravo. Vabbè, così. Duilio, provi lei. Ine, quando che finisce il saone nel portasaone, invece di impinirlo di saone lo impinissi di acqua per fare rasentin e io schiccio e mi smerdo a maglietta e te poi sardine nell'acquario. Sardine nell'acquario. Bravo Duilio, bravo. Posso ancora? Sì. Quando mi hai detto che la Franca l'ultimo dell'anno era imbriaca e ti ha fatto dell'avance, sardine nell'acquario e tomare. No, cambia che male È un po' troppo esagerato. Siluri nel po'. Siluri puoi nel dire anche po'. siluri Certamente nel sì. Aspetta, tocca a me. Quando il sabato mattina voglio dormire te 7:30, sbattocci a porta con aspirapolvere, io pesce cani e largo di Ciosa. Maria Vergine. Ascolta, quando che tu vai in bar e non mi dici quando che torni e ti arrivi alle 3 della mattina, seppia gigante che spruzza il nero in barena. Basta. Come vi sentite? Leggera. Manca, non mi sento offeso, cioè magari sei offeso il mondo marino, ma mi diverte anche questa modalità qua, è bella. Allora, dici che con questa nuova tecnica ce la possiamo fare, pesciolino del mio cuore? Credo di sì. Scardo è del mio retino. Ti amo, girino del mare infinito della nostra gioia. Scusa,
Però il girino vive nel stagno, non nel mare aperto, se no morono. Ma voi altri non sapete niente di pesca. Copate! Cioè, certo che stavolta Duilio si aggancia paparoi anche dal terapeuta. No, è incredibile. Un bel copate diretto così. Comunque quest'altro se andava via, Tasi va. Marco se n'è andato. E non ritorna più, Esatto, speriamo. esatto, rimarrà. No, anche perché veramente c'è Tacchente sempre qua, magari ora che una smartbox per mandarlo fuori dai maroni, non so. Cioè... è un'idea. In realtà Marco è andato, ma tornerà un ospite speciale tra poco. Vianeo, bellissimo il gioco, un successo strepitoso, stanno scrivendo e chiamando in tanti, grazie. Ricordatevi Tita Moji, ve lo lascio come gioco, anche perché adesso devo andare, come dico sempre, proprio perché ho visto Duilio e Ines che si cagnava sul pesce rosso, come dico sempre, non sei che il pesce rosso non parla e lo mandiamo dal logopedista. È certo. Ciao, e con Pochi! questa massima salutiamo il nostro media partner Vianeo da Mestre. E Vianeo, scusi un secondo, ci può cortesemente portare dentro per la prossima ospite? È un ospite di un'età indefinita, ma per non affaticarsi abbiamo scelto di farla accomodare qui. Signori e signore, è con noi per la prossima tornata di telefonate Elsa Faggin. Buonasera a tutti. Meravigliosa Elsa. Buonasera Pippo. Grazie a te. Per il capello. Oh, infatti, quasi seria tentata di tenerlo. Ma così non mi vede nessuno, però. Come femo? Ci giriamo. Va bene, dai, questa volta. Grazie. E lo giremo. Elsa è qui Buonasera. con noi per giocare a Tita Moji. Tita Moji, sì. Ho visto che lei è molto brava ad interagire con i nostri ascoltatori. Se la sente questa sera di intrattenere un po' il nostro pubblico. Sì. Sito buono da dire altro oltre a sì. No. Va bene. Dov'è il signor Gaetano? Il signor Gaetano arriverà da un momento all'altro, ma noi siamo già pronti con le telefonate. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Va bene, dov'è il signor Gaetano? Il signor Gaetano ti chiedo cortesemente di abbassare il volume della diretta, grazie a te amico ascoltatore o amica ascoltatrice. Come ti chiami? Pronto? Sì, sei tu, sei proprio tu. Perché è Gaetano. So Pippo, ma vabbè lo stesso, siamo un trio, siamo una famiglia. Gaetano, vuoi parlare con te? Ecco il signor Gaetano. Perché eccoci qua, allora. Benvenuta. Benvenuti. Cioè, vi ascolto, insomma. Grazie. Noi siamo... Questa è come me. Senta Elsa, abbia pazienza. Elsa. La Elsa Faggin, immagino lei la conosca, è qui proprio per rispondere, per aiutarci, farci anche delle domande, no? Sì, allora, perché vogliamo conoscere anche molte cose di voi. Ma chi è che sta parlando? Infatti, come stiamo? Innanzitutto, come si chiama? Marilena. Allora Marilena, prima di giocare con noi, che dopo penso che ci vada una nuova immagine visto che l'altra l'hanno indovinata. Bravissima. Allora ho 3 domande per te. 3 domande Okay. Sì. Sei pronta? Ci provo. Ok, seconda domanda. Credo che la prima fosse... cioè non può essere sei pronta la prima domanda. Aspetta, devo dire a Marilena. Ti definisci una persona fuori dal comune? E se sì, hai l'autocertificazione? Ma che razza di domanda? Sì. Ma risponde anche la gente a queste domande. Poi un'altra domanda. La persona a cui sei più legata e perché non la sleghi prima che arrivi una denuncia di rapimento? Ma no! Guarda, se ho visto tanto per sposarmi, sta a posto. Se ti stai per sposare non ti sei proprio a posto. Però Quando ti sposi? Non ho mica capito la Marilena. Marilena, ripetiamo. Ho detto mi sono da poco sposata e ci ho messo tanto, per cui insomma. Il periodo è quello che è, disgrazie una dietro l'altra. No, allora anche è il vantaggio di sposarsi in questo periodo qua, è che non ti più il dubbio sugli invitati. Che sei una botta. Risparmi un sacco di soldi. Va bene, adesso, bando alle ciance, partiamo con il gioco. Quindi vediamo un po' il prossimo Tita Moji.
Apparirà. Eccolo qui. Abbi pazienza, tra poco vedrai anche Che tu lo vedrai l'immagine. in leggera differita, come abbiamo detto prima. Dici quando vedi l'immagine. No. Non Ah, sì. ancora. Ok, la vede, Ok. perfetto. Quindi, come vedi... insomma, Quanti secondi ha a questa è indovinare? 30 secondi a Allora, partire via. da adesso, via. Allora, due donne al Sì. mercato. Sì. No, due donne e un'oca al mercato fanno una fiera, una cosa del genere. Quasi, Dilla pensa, bene. dilla bene. Amore, di tu qualcosa. Allora, due donne e un'oca Sì? Fa? vanno in fiera. Alla fiera dell'Est. No, cosa c'entra? Non è vero, sì. Allora, due donne e un'oca al mercato. Stop. e una Stop. dai, Aspetta, ci sei quasi, Marilena. Aspetta. Due donne. È un modo di un'oca. dire Veneto, sì? Lo so, e io non sono veneto. Va bene, non importa. Ha un Quindi, difetto. Allora, due donne, un'oca e una borsa fanno mercato. Marilena! di Quasi. poco. Cioè, purtroppo Fanno proprio una ti sei fiera. allontanata di una borsa, direi. Grazie. Di una borsa. Grazie. Grazie Marilena. Grazie. Ci ho provato, grazie. Ciao, grazie Marilena. Un abbraccio. Ciao. Che peccato, era Peccato, quasi. c'era quasi, era molto Però vicini, secondo molto me vicini. ha dato un aiuto. Che tipo? Un aiuto come? Se Un gasto aiuto? la bomba di ossigeno, Può essere. cos'è? Sentiamo se c'è un'altra telefonata in linea. Pronto? Pronto? Ciao, come ti chiami? Ciao, sono io. Sì, sei tu. Io sono io, te non so. Ciao, io sono Chiara. Ciao Chiara, ma fino adesso non ha chiamato un uomo. Ma li stiamo Incredibile, debellando tutto- tutti, Ah, li li stiamo stiamo proprio debellando. selezionando, Sì, stiamo lo facendo state selezione facendo. Allora, all'ingresso. Chiara, da dove chiami? Io sono Chiara Duovo. Duovo, va bene, sì, certo. Bella? E da dove chiami, Chiara? Da Spinea. Spinea, vicino a Mestre, tra l'altro. Spinea? Tra l'altro, storia meravigliosa, no? Quella di Spinea, lei la sa? No. Non la sa, cioè, pensavo la sapesse, la so io, perché so. una volta alcuni valorosi mestrini, tipo 300 mestrini, riuscirono a sconfiggere 5 milioni di milanesi. 5 milioni non era neanche. Ma neanche adesso, infatti, prima che c'era, adesso sì, cioè non che se più, perché questi 300 li hanno distrutti tutti. Poi andarono a festeggiare da un oste, bevvero tutto quanto il tempo, ma a un certo punto, insomma, l'oste bevi acqua, portava acqua, sì, poi a un certo punto loro dissero, ma more, ti birra, sì, è una Spinea. Se sta così Per che quello si è nata chiama Spinea. Guarda, e ha fatto anche il film 300, mi pare. 300 valorosi mestrini, lo sanno tutti. Incredibile. Adesso Anche tocca a me parlare con Chiara. Meno male, Chiara, meno male. 3 domande per te. Ciao Elsa. Chi sito te? Ci sono. Allora, c'è. Chiara, prima domanda. Sì. Credi nella reincarnazione? E se sì, ti piace il gelato? Ma che razza c'entra? di abbinamento sei? Non so. E puoi anche non rispondere, Chiara, direi voglio proprio dire, di sì. è obbligatorio. Entrambi. Allora, poi questa. Sei felice o comunque hai un TV 4K? Ma perché, scusa? Cosa significa? Cioè, se Ok, uno chiede- terza domanda. Entrambi. Terza domanda. Ti sei mai sentita poco ascoltata? Ma adesso iniziamo col gioco. Ma non, Ma non l'ha neanche ascoltata, non ha fatto in tempo neanche a Come non rispondere. importa? Scusa. Va bene, partiamo con il gioco, vediamo. Siamo quasi arrivati. Se hai seguito la telefonata precedente, sai che ci siamo andati molto vicini. Dimmi quando vedi l'immagine. Un attimo. C'è un ritardo su Siamo Facebook. proprio in ritardo. Fake news Adesso segnali. su Facebook, questo Elsa, è è ritardo. ritardo. Eccola. Guarda, eccolo qua, adesso la prego. vedo. Via col tempo? Vada. Allora, purtroppo non mi viene in mente, anche se la signora ci è andata molto vicino prima. Praticamente l'ha detta. Dai, provaci. Allora, cosa le diceva? prime diceva sono due. Due donne Sì? e un'oca al mercato. Ci sei? Sì, Dilla no, ha insieme. detto va al mercato. A comprare? A comprare? comprare cosa? No, allora ferma un attimo, glielo faccia dire senza perché se lei le dà altre indicazioni, era poi quasi. ci siamo quasi, proviamo a ripeterla, dai la definizione, vai.
Due donne. Ma devo dirla in italiano o in dialetto? Come vuoi, anche in dialetto va benissimo. Due donne. Due donne, una oca, al mercato. Accidenti, siamo quasi, Chiara. Grazie per averci chiamata, grazie. Ci siamo qua. Ciao Chiara. Ciao. Mamma mia, c'eravamo quasi. Un'ultima telefonata, vai. Pronto? Abbassa il tuo volume, grazie. Ciao, come ti chiami? Abbasso tutto. Ciao, sono Marta, sono un'infermiera di Vicenza. È un'infermiera, quindi non hai tanto lavoro. È un sogno giocare con voi e parlare con voi. Che bello, che bello. Com'è? Grazie Marta, ci fa molto piacere, in bocca al lupo anche per il tuo lavoro in questo periodo. Ma non ha tanto da fare in questo periodo. No, non ho niente da fare in questo periodo. Mi dispiace. Bene, allora... 3 domande per la Marta, scusami. Faccio le domande. Pronti, Elsa? Vogliamo capire bene chi sei. Sì. Allora, Marta, credi nel colpo di fulmine o ti tuteli con la gabbia di Faraday? Mi tutelo con la gabbia di Faraday. Ma non è colta. Sì, ma non c'entra la gabbia. Sì. Allora, vedi il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? E perché non lo riempi? Ma la prima parte andava benissimo, perché ha aggiunto la seconda parte? Infatti non mi risponde. Senti Sempre questa. mezzo pieno. Marta, domanda bravo. tra noi donne. Ecco. Dimmi, Elsa. Domanda ad alto tasso erotico. Pronti? Se qualcuno ti desse 1 milione di euro, accetteresti? Ma desse o dasse? Desse. Tanto. Desse. Accetto. Non ho capito ben Anche cosa. io onestamente mi manca un po' il Se passaggio. a te uno ti dà 1 milione di euro, accetteresti? Ma così Certo. è certo che accetto, ma per Ma cosa? accetto cosa? Sì, infatti non sei... Non è così chiara questa cosa. È chiarissima, se non ti dà Ma che razza di domanda è? Ma se uno dice ti dà 100 milioni di euro, io dico sì, chiaro, ma per cosa? Perché tu sei un porco? Intanto in capo gli euro. Ah, sì. No, ma io 100, ragazzi, non è che posso... mi sento debloccare sto momento molto equivoco, potremmo andare avanti. Hai visto gli indizi di prima, Sì. l'ultimo Ho Titamoji? visto gli indizi di prima. Ok, facciamolo rivedere. Hai una soluzione? Però se hai già la soluzione, evitiamo di aspettare di vederlo. Vai. Tu puoi partire Potrei subito, averla. Vai. Sì. E potrebbe essere Vai. 2 donne e un'oca fa un marcà. Proverbio Qui c'è- sessista. Da cui Sì, ci certo. dissociamo, ma anche sti modi Sai chi di l'ha dire- scelto è un questo? modo di Chi l'ha dire. scelto questo? Gaetano. Sì. Ma non è vero, no, è un proverbio veneto, per cui abbiamo pensato di prendere proprio i proverbi classici in questo caso. Marta, Giusto. mandaci la tua foto che la impicchiamo lì. No, Non la implichiamo, Assolutamente. la applichiamo. la metteremo mettiamo, con già meglio. gioia lì. Sì. Grazie, ciao Marta. Grazie a voi. Ciao, un abbraccio, ciao. Ciao, un abbraccio a voi. Beh, bene, no? Direi Bello, che stiamo- Abbiamo 2 vincitrici questa Due sera. vincitrici questa Insomma, sera. io direi che il gioco Il finisce gioco qui, finisce, Gaetano. sì. Certo, dai, fretta, lei cosa deve Sì, fare? devo andare No, via, vabbè, devo andare via, ho un appuntamento galante. Ah! Ho un Attenzione. appuntamento al buio. Eh sì, e speriamo che non tacca la luce. Infatti, No, che nel sennò- senso, e torna a casa presto, se no si sta a casa. no, però lei è un tipo di donna, devo dire Sì, la sì, verità, sì. è un tipo. Esatto, Tipo. Fiat. No, Un Fiat. armaro, una macchina. Bene, Va allora, bene, va bene. grazie per aver giocato con noi, cari amici. Elsa, grazie per essere stata con Grazie, noi. È grazie. sempre bello averla qui. Arrivederci. Aspetti ad uscire, sì, usciamo perché insieme, siamo ci insieme, fa diamo una piacere lanciare con lei il prossimo video. A proposito di Dad, cosa succede adesso, Gaetano? A proposito di Dad, abbiamo appunto, a grande richiesta, abbiamo messo una telecamera di nascosto all'interno del computer di un insegnante di inglese. Che forse voi già conoscete, un insegnante di inglese che lei tra l'altro è madrelingua inglese. Sì, è italo-americana. Italo-americana nel senso che sua mamma è americana e suo papà si chiama Italo. per cui- Veneto Doc Veneto come Doc. lei, diciamo che ha ereditato più a parte Veneta forse, che a parte Doc. che neanche a parte americana. Lei si chiama Luisa Pironi, Luisa Pironi. è un'insegnante di inglese che alle prese con la DAD è un pochino in difficoltà. Okay, guys,
Yes, repeat with me. Hello, teacher. Hello, teacher Rita. See you tomorrow. See you tomorrow. Ok, bye. Hai finito, amore? Manco mai, ho finito, sì, in altri 5 minuti, guarda, mi dico che mi impiravo sul cavo di internet, andavo casa per casa a tirare il coio. Devil pig. Diavolo Porseo, dura sta data. Mi sembrava fosse andata male oggi. Non sei un co', amore, sei un anno. Ogni dì, ti resto conto ogni dì. A te che da sommare il nervoso, sommare. His mother. Cosa? Sommare. Beh, vabbè, oggi hai finito. Pranziamo insieme? Finito col coelho docentico a videochiamata. Shitter devil. Diavolo smerdoso. Aspetta, Ari, qua. Buongiorno a tutti. Scusami, mi metto un attimo in muto che ho lavoro in corso e non vorrei fare rumore qua a casa. Quanto dura, amore? Dovrebbe durare un'ora. Ora che a maestra Franca attiva il bottone per attaccare il microfono, dopo salta il collegamento, non ti ho seguito, ti sei bloccato, non capisco del mio, dopo scade i 40 minuti ti tocca rifare a telefonata e intanto finché c'è a pausa la gente va a pissare, no, e torna dopo 10 minuti e ti dici non riuscivo a collegarmi, scusate, e lo sapevamo tutti che si è inchiesto, bete! E pensa che ora che accariati delle appresi riesci a impissare il computer, beh allora altro che pranzo te puoi pareggiarmi direttamente a colazione da domani mattina, tutti e 4 rincoglioniti. That ugly cow. Che brutta vacca. Amore? Dimmi. Non sei in mute. I was joking. Scherzavo! Presne? Già collegata, Bene, torniamo in diretta per l'ultima parte del Senz'altro Show. Abbiamo visto le difficoltà della nostra maestra Luisa e complimenti anche per la capigliatura, Luisa, grandissimi complimenti qui su Facebook arrivano alla nostra Luisa. Però in fine di trasmissione abbiamo un ospite che si è fatto lungamente desiderare, lo guardo perché è fuori che ci sta osservando, e che chiamiamo senz'altro, senza indugio, l'assessore Ciano Contin. Eccomi, ciao Marco, sgumiamo. Buonasera, ciao persone, assessore, ciao buonasera, benvenuto finalmente, le direi, perché di solito inaugura la trasmissione, questa sera arriva alla fine. Come bravissima. Mai? Giornata impegnativa, come puoi ben immaginare. Giornata al telefono, telefonate internazionali con tutti. Delle volte non so se sono un assessore o se sono un consente. Un consente che sta call center. Senz'altro. Giornata internazionale come telefonate, immagino, per quello che è successo a Londra. Sappiamo bravissima. Che non voglio fare battute, però tanti ce lo chiedono, tutti ci chiedono un commento sulla scomparsa del principe Filippo, che immagino abbia sentito la regina, no? Senz'altro, sentiamo sempre, ci siamo sentiti a Pasquetta per organizzarci anche, non sapeva neanche lei come cosa fare, cosa vuoi. Dopo era un po' abbattuta, ma cosa vuoi? Mi chiamano per tirarsi su, è il mio dovere, no? Sparare 4 bueade. Però adesso non è il caso. Comunque, insomma, condoglianze naturalmente. Però comunque 99 anni, una bella vita vissuta al 100%. 99 qua, in Italia, 99 anni. Ma Iuri da là sarà 60-65, grosso modo. I 99 anni italiani, non vorrei ridere, ma in anglosassone, in Inghilterra 60-65. Scusi, 99 qua e 99 là. No, sai che lei ha un'ora in manco. Sì, ma cosa c'entra l'assessore se qua sono le 8 là sono le 7? Appunto, è ora, e domani è quasi 9 la 6.
8. E ora cava un'ora ogni dì. Ma non è che, scusi, non è che ogni giorno c'è un'ora in meno. Sì, lei ha un'ora in manco. Ti prova a pensare tutta una vita un'ora in manco, 23 ore al giorno se non sbaglio. 24, scusi. Ma appunto cava una e ora sì, giusto. qua 99, la Garou 60-65 anni e Filippo. Sì, vabbè, no. Secondo i miei calcoli non vorrei mai sbagliare. Sì, ma i calcoli mi stanno venendo a me perché non volevo E parlare. a Mega e a andare in America perché lei ha 6 ore in manco e durerà 300 anni quella. Lasciamo stare che non era il caso neanche di farle la domanda. Comunque, vabbè, sappiamo che questa sera lei è venuto qui. Bravissima. Lei è venuto qui per un appello alla comunità europea. Senz'altro. Stasera ho caro fare un fortissimo appello alla UE. Ma per farlo ho anche bisogno di un supporto. Posso dire una cosa, Assessore, perché poi mi dimentico. Senz'altro. Lei sa che ha un fan club su Instagram molto serio? nutrito, sì. Allora, le putelle di Ciano Continna. Serio? Sì, no, guardi, è vero, non so se vuole salutarle. Saluto tutte le putelle. Sì, perché ci sono le tose di Zaia, allora ha creato... le putelle Ciano Continna. Certo, questa, sì. mi fa odore questa. Onore, guarda, penso un'ora. Appena che si potrà ci cattiamo, Certo. facciamo un'aggiunta più Sono interessante. 400-500 al momento. Sul serio? Sì, sono tante. Iscrivetevi. Poi dovrebbero organizzare una cena. Solo Gaetano che ha da avere il giro. No, ma loro insomma mica sono a giro, sono persone che la stimano politicamente. Senz'altro. Allora, non solo stasera, ho portato anche un artista ad accompagnarmi per sostenere questo appello alla UE. Scusi, è quello della settimana, l'altra? Senz'altro, un artista puledro. No, poliedrico non è puledro. Non solo puledro, lo definirei anche Eric Clapton. Eclettico credo sia. Eric Leptico, il maestro Silvano Plafo. Buonasera maestro. Grazie. Maestro, buonasera maestro. Non so dove insegna, ma va bene, maestro, buonasera. Maestro Plafford, io quando che la vedo ho caro che attacca subito a lietarci con il cin cin cin. Ci faccia sentire qualcosa subito. Parto subito con una cosa un po' classica, se posso. Un po' classica, sì. Mio nipote era un bravo musicista. Io gli volevo tanto bene. Scusi, io temo di capire che cos'è questa roba. La nona di Beethoven. Anche se devo pensare che questa era la quinta. Non so, non l'ho mai vista, non so se... Conosciamo i dettagli intimi della nonna di Beethoven, adesso non mi pare neanche bello entrarci in poi queste de cose. gustibus, per carità. Dai, un'altra caccia, un altro brano. Questa è dedicata ai commercianti che in questo momento, insomma, ad alcuni commercianti in particolare che vendono, ad esempio, il pesce. Quanti gamberi vuoi? Sei sicuro ne vuoi questi? Faccio 11? Ah no? Va bene così? Scusi, cos'è? Come si chiama? Fa diesis. Io la picchio, guardi maestro Plafford, va a finire che io la picchio, ma veramente... Che delle volte col dubbio anche a me se c'è malo, no? Sì, Dopo queste bueade. Ma sosteniamo la cultura. Certo. Noi abbiamo il diritto di sostenere i giovani artisti. Dai, fammene un'altra, dai. Fammene un'altra al volo, dai. Allora, aspetti. Oggi che si prepara. Oggi. Cos'è? Porca. Cos'è sta roba? Pericolo del mondo. Come si chiama questa? Mi sento male. Per favore, guardi. Posso fare una cosa, guardi, maestro? Posso fare io? Sì. Mi te dago dos schiaffoni. Bella. Assessore, guardi che sono un musicista, anch'io puledro, Dov'è il do? Come dov'è il do? Boh, qui, c'è anche qui. Cosa l'ha fatto lei? Che ne è più di uno. Qui, tipo qui. Cosa fa con lo scotch, scusi? Mi segno le note, no? Ma scusi, ma è una tastiera? Non ho mica capito. Ma non è la mia, non la riconosco. Che ha trovato qua, a suonare senza sapere conoscere l'istrumento, l'ha trovato. Guarda, Morissi qua, lui è arrivato, ha cattato qua la tastiera e ha suonato tutti i brani che avete sentito finora. Allora, Assessore, le tastiere sono tutte uguali. Comunque lasciamo stare l'artista puledro, lasciamo stare Eric Clapton, chi è? E torniamo all'appello che deve fare la comunità, alla UE. Cosa deve dire? Prima di fare questo appello ho caro fare un lunghissimo e inutile superfluo preambolo. Allora,
E la lingua italiana sappiamo tutti che è insulsa. Scusi, non ha letto quante bue ha di sì. Dopo li leggiamo tutti i commenti, però lo riusciamo tutto in diretta, però. No, dicevo che la lingua italiana lo sappiamo tutti che è abbastanza insulsa, no? In che senso, scusi? Cioè, che c'è delle frasi che proprio se tu fai caso al testo non hanno senso, ma le dopariamo tutti i giorni. Tipo, quando fai da mangiare pasta asciutta e uno dice senti se è cotta, ma non è che tu ti metti a ascoltare i fusilli, un fusillo non mi ha mai detto un altro 2 minuti e mi manca. Vabbè, ma ho capito, ma è un modo di dire senti se è cotta, cioè... sarà tasta se è cotta, no senti se è cotta. Assaggia se è cotta, proprio va a parlare in italiano. Abbiamo una sigla sulla pasta asciutta? Certo, l'ho imparata la settimana scorsa, per cui non so se la faccio proprio precisa, ma... Tranquillo, anche se sbagli no. Wow. Scusi, ma questa qua me la facciano fare alle elementari, credo. Non blocchiamo l'audio. No, blocchiamolo pure, vabbè, grazie per questa musica. Aspetta che non sarà... Dai che un attimo. Sì, bravissimo. Sì, perché ci ho messo nota sopra non la riconoscevo più, no? Perché ho segnato la nota che mi ha dato lei. Benissimo, grazie maestro Plaff, una base incredibile. Assessore, altri esempi? Capito? Cioè, la lingua italiana, un altro esempio che possiamo fare, per esempio, se quando dici impissa il cammin. Sì. Ma no, a voi dell'esplosivo per impissare un cammino, c'è chi mattoni chiappa fuoco. Vabbè, ma non è che uno può dire accendi la legna posta dentro al caminetto. Sarebbe più corretto dire abbiamo una sigla sul fuoco. Sì, certamente. Cosa c'entra quella della barilla col fuoco, scusi? Scusami, ti a magnito crua a pasta asciutta. Scusi, mi faccia questa premessa per dire cosa? Per dire che anche i proverbi sono insulsi. I proverbi, più che insulsi, sono i proverbi italiani non vanno più bene. Sono, come il termine corretto è orsoietti. Obsoleti. Orsoietti. No, è giusto, l'orso Yeti è vecchio, ormai è estinto, per cui è giusto, sarà orso Yeti. Sì. Faccio un esempio, no? La sera di Pasqua ero in giro in macchina con mio figlio e papà, crompami un gelato. Ma non si poteva girare a Pasqua. Andiamo al pass con i vigli. Ma lasci stare, vabbè. Era un altro giorno, era prima del lockdown. Sì, altro. No, ieri proprio dai, lasci stare. Crompami un gelato di tesoro. Ma scusami, sai, la sera di Pasqua, zona rossa, cattare una gelateria aperta è come cercare un ago su un pagliaio, che dico. Papà, non capisco. È come cercare un ago su un pagliaio e non capiva. Ma forse magari suo figlio non ha mai visto un pagliaio. Appunto, e ora vedi che orsoietti sti proverbi. Capito, ma ha visto un ago? No, l'ago non l'ho visto, mia moglie ha tanti doni, ma cosire è meglio che io faccia la sarta, non ha neanche cosito. Vabbè, non è che deve delegare tutto sua moglie le faccende, comunque vabbè, lasciamo. E ora che ho capito il problema. E cercare una gelateria aperta stasera è come cercare un Mac Chicken Nuggets al Burger King. E ora già capito, ma mi sfido qui che sto ascoltando e si già capito qualcosa. Capisco che i proverbi italiani... Maestro Plafford, adesso non lasci stare, abbiamo capito. E io non ho ancora capito però lei dove sta andando a parare. Allora, quello che voglio dire è che nel cappello che ho caro fare alla UE... Appello. Senz'altro. E io voglio doparare una metafora che si capisce, che si pia chiara, no? Come quei vecchi proverbi italiani. Allora, questo cappello che voglio fare parte da una premessa. Conosco il calcetto Barilla? Certo. Riesco a farmi una sigaretta? Balilla, non è Barilla, è Balilla. Balilla. Però posso fare questa. Notti magiche. Oggi hai imparato questa. Maestro Plafford, cara ok. Verzi le orecchie. Il Covid ci ha portati a essere come gli omanetti del calcetto Barilla. Balilla. E per spiegarvi meglio questo concetto ho caro portarvi delle slides che ho portato. Prima line. Scusi assessore, ma che cioè, dare una netalla al calcetto pareva brutto? È più effetto realismo, no? Neorealismo, che però in questo caso è onto, più che altro. All'inizio della pandemia ci sentivamo come i 3 attaccanti. Eravamo messi in riga, distanti il giusto, ma comunque pronti a scattare in avanti e affrontare il virus. L'estate scorsa le cose sembravano migliorare. Ci sentivamo poi come i 5 centrocampisti, Slikes. Eccoli qua.
Per carità, sempre messi in riga, ma si faceva a gruppo, sereni e tranquilli, pronti a riprendere il centro della nostra vita. Però qualcuno non aveva usato la testa, vedo, assessore. Bravo, vedi che stai entrando nella metafora. Sì. Lui era il capitano della squadra. Adesso lo chiamiamo De Capitano perché... Dai, per favore, assessore, vada avanti con l'appello. Ma da questo inverno siamo tornati come i 2 difensori, Slikes, lontanissimi, uno a destra e uno a sinistra, a difenderci come possiamo in questo strano momento storico. E adesso non si vede altro alla fine. Siamo lì da soli come il portiere, Slikes, lontani da tutti, a parare i colpi di questa situazione sempre più difficile. Notti magiche! Plaforo, ieri è un momento triste questo, Ostia, però. Scusi, allora faccio questo. Scusi. Notti non proprio tanto così magiche. Già meglio. Posso studiare a tastiera o comunque spegnere la vita di questa persona? E allora come si esce da questa situazione? Beh, il calcetto stesso ci dà la risposta. Mi rivolgo a te, cara Uwe. Ricordati che come nel calcetto c'è solo un modo per far ripartire la situazione. Solo un modo per far ripartire il gioco. Mettere i skate. Se no game over. E ora fuori skate. Fuori skate, Uwe. Fuori skate, Uwe. Fuori skate, Uwe. Fuori skate. Cosa sta succedendo? Farmi tutti. Allora, cioè, praticamente 10 minuti di inutilità per arrivare a un messaggio corpeso. Fa maestro. Da domani lanciamo l'hashtag Manche Scorla. Fa cosa? Uè, Ma fuori skate. Manche Scorla. E allora, con le mani che scorla, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Grazie a tutti per essere stati con noi fino alla fine. Grazie a chi ha giocato con noi, grazie a chi ha vinto, ma anche a chi non ha vinto, perché l'importante è partecipare. Beh, anche a vincere, se no è una rottura dei totani. Io, caro, aspettiamo un attimo a mandare la nostra sigletta. Ho caro ringraziare il governo italiano per aver accolto la richiesta di qualche settimana fa in cui abbiamo chiesto esplicitamente proprio di metterci in zona arancione per poter andare a rancurare i bruscandoli. Ma cioè, lei non dirà mica che il Veneto è diventato arancione per le sue pressioni? Assolutamente sì. Abbiamo lanciato l'hashtag Free Bruscandoli, l'abbiamo riportato anche in questa maglia. Se vuoi, questa meravigliosa maglia, puoi leggere il testo poetico che parla di bruscandoli. È un po' pubblicità questa, assessore. No, l'ho messa per sbaglio. Allora, guardi, leggo il testo. Ogni aprile in Veneto un bruscandolo si sveglia e sa che una vecchia a cuo buson lo raccoglierà. Senz'altro. Se me lo fa vedere, però. Ogni aprile in Veneto una vecchia si mette a cuo buson per raccogliere un bruscandolo. Senz'altro. Non importa che tu sia bruscandolo o vecchia a cuo buson, l'importante è rancurarli. Bellissimo. Free bruscandoli. Free bruscandoli. Allora, questa è la nostra maglietta che per ringraziare il governo italiano che abbiamo spedito tutti in giacca e cravatta, ma sotto questa. Ma dai, ma non credo. Senz'altro. L'hashtag Free bruscandoli, vero Plaford? Sì, certamente, ma poi non c'è solo questa, ci sono tantissime altre maglie, ci sono i libri comici di Marco e Pippo, c'è anche l'ombrello con scritto "Guarda che sei mio, così non te ociava". Incredibile. Tra l'altro, grandissima novità, se posso permettermi, ci sarà ben presto anche il mio nuovo album di grandissimi successi. Sì. Al momento il CD se vodo. No, infatti comunque sono proprio un momento pubblicitario perché non abbiamo detto che sul nostro official store di Marco e Pippo, nel sito Marco e Pippo puoi trovare tutte queste cose. Adesso c'è una pubblicità. Ok, prima effettivamente non lo era. Assessore, siamo in chiusura, vada con i ringraziamenti e salutiamo tutti i nostri amici e amiche. Sigla! Grazie senz'altro ai nostri sponsor. Se vi siete divertiti stasera e anche grazie al merito suo. Grazie a Oscar per l'invenzione del premio Oscar che contiamo di vincere entro i prossimi 400 anni e a Nobel per l'invenzione del premio Nobel che non vinceremo mai. Grazie a tutti i comuni che porteranno nel loro territorio il Senz'altro Show la prossima estate. Grazie al maestro Plaford per la canzone della Barilla che ci resterà in testa tutta la notte. Grazie a tutti coloro che hanno visitato il nostro store, a tutti coloro che hanno crompato le magliette, a tutti coloro Vito anche Plaford, perché magari non li vede bene, ora facciamo anche i gesti più ampi a tutti coloro che ci hanno seguiti in questi giorni, ma soprattutto grazie a tutti voi in ascolto del Senz'altro Show. Vi aspettiamo alla prossima puntata il 23 aprile, spargete la voce, grazie che ci seguite in massa e come che diciamo sempre, non si mai massa. Ciao persone! Grazie!
Hold up.